Avanza! Mi aspetto oggi che... Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul canale del Midnight Calcio a 8. Un ben ritrovati da Andrea Novak e Gianluca Formaggio, ragazzi. e quest'oggi siamo ritornati insieme a vedere il nostro caro amato Midnight contro il Exodia, o l'Exodia come si preferisce, in tenuta bianca quest'oggi. In tenuta bianca, poi tenuta bellissima secondo me. Bellissima, pulita. Elegante, direi. Intanto vediamo qua punizioni, colpi di scena, frustrate e tutto. Allora, il Midnight parte, vedo, in realtà bene. Come al solito partiamo caricando così, senza fare un cazzo. Il mister pure Incazzato. in disappunto. In disappunto e sempre aggiungerei in tenuta invernale. Immancabile quella, mi sa che pure in estate non mancherà. Tanto vediamo qua l'Exodia che si rende pericoloso, viene spazzata via. Dal capo? Direi proprio dal capo, anche il presidente. Il presidente, persona più rocciosa di Martellago. Comunque affrontiamo una squadra forte, sono ottavi, noni. E vorrei dire che ci hanno pure buttato fuori in Coppa. Esattamente, ci hanno buttato fuori dagli ottavi di Coppa Italia ai rigori. Ed è una squadra forte, sono tutti giovani, è una squadra nuova, arrivata quest'anno nel movimento, però hanno fatto subito vedere le loro qualità. E anche noi le abbiamo sofferte, sicuramente il primo tempo perché hanno tenuto la partita aperta. Intanto vediamo qua Pera, attenzione. Pera, cosa succede? Mamma mia, ma attenzione anche mamma mia, ma vogliamo parlare di questa giocata del Pera? Quest'uomo, cioè, guardalo, ha rallentato. Ma chi è Zidane? Zidane con qualche cappellino in più? No, comunque sono d'accordo con te per quanto riguarda Exodia, ottima squadra, giovane. Intanto vediamo qua il Nike, che si vede gran subito. parata, gran parata. Il portiere, se non erro, si chiama Alessandro Sordi, bisogna fargli i complimenti perché, ragazzi, ha fatto un partitone. E poi vedremo comunque il risultato, come è andata a finire. Per dirvi, io e Gian non c'eravamo, non abbiamo giocato questa partita qua, quindi per noi è nuova. Sappiamo come è andata a finire, ma lasceremo il tutto al fatto, alla fine del video. Beh, come è giusto che sia, insomma. Intanto vediamo l'Exodia che gira palla. Occhio, recupero. Ricky Bet sulla fascia, butta dentro. Alessandro Sordi la mette in angolo. Vediamo il mister intanto, mezzo soddisfatto, Lo vedo convinto, Ho visto un ghigno. Sì, anche io l'ho visto il ghigno del mister. Attenzione Pera. Pera? Ancora lui? Spazzata. Vediamo qua. Pomi. Ma che botta! Mamma Ma mia! che cazzo di gol ha fatto? Ma che cazzo di gol ha fatto? Cioè, e sto qua è difensore. Ragazzi, Pomi, difensore di una qualità immensa, ragazzi. Questo è il settimo gol che fa. Il settimo gol che fa Alessandro Pomiatto ad oggi. Un giocatore sontuoso. Solo Koeman penso che abbia fatto più gol di lui in carriera da difensore. Impressionante. Secondo me ci riprova. Ci riprova. Ha detto siamo in film positiva. Perché no? Sì. Tanto mucchiata selvaggia, Rick Bet. Gran parata. Forte sto Guarda qua. Alessandro Sordi, veramente? No, veramente da segnare sulla lista per il prossimo anno. Io mi sa Occhio. che intanto lo segno. Intanto vediamo 1-0, punizione per loro. Ah no, era nostra. No, era loro. Cazzata, sono tutto distrutto dalla vita. Qua doppio carpiato in mezzo tra il presidente e Cisiola che si ritrova a fare la fase difensiva, non so come. Ma ultimamente c'è da dire, Cisi
gioca anche molto arretrato da una mano, si vede quanto ci tiene, si vede quanto ci tiene ad arrivare fino in fondo, a portare a casa, non dico altro, però a portare a casa quello che vogliamo portare a casa. Assolutamente. Beh, che poi, non vorrei dire, fa la fase difensiva e poi com'è possibile che si ritrova a fare 300.000 tiri, di cui ne butta in porta 2 sistematicamente? Vabbè, ma ragazzi, Ha una media da mantenere, 2 gol a partita, poi gli altri tiri. Intanto vediamo Cisi disperato, forse dal nostro commento tecnico. Intanto vediamo. Neymar Junior! mamma mia! Pressing. Mamma mia, 1-2, questo Cisi 2-0. 2-0 ragazzi, abbiamo appena parlato male, il nostro Cisiola ci ha zittiti. 2-0. Sembra che ci ascolti, Sì, sembra sì, che ci sì. ascolti. Sì. Cigiola è una roba fenomenale. Intanto Gabri Cantio, il Monnezza, Guerriero Rottame. Qua Tioz Tioz in impostazione. Oh. No. Grande Gabri. No. Ma Vabbè, cosa ci sta. mi combina? Ci sta. Tioz, ti voglio bene. Però aggiungerei, cara mamma. Vabbè, dai. Ti betti intanto impostazione. Dai. Intanto vorrei dire che Tio sta giocando in un ruolo non suo di solito. Sì, lui ragazzi è nato come un esterno alto barra attaccante, ma da quando giochiamo a calciotto il suo ruolo è il difensore, cioè punto. Non ci sono altri ruoli, non gioca in altre parti ragazzi, in altri ruoli assolutamente. Non esiste. Cioè, ho firmato un contratto proprio con scritto sopra che lui giocherà soltanto dietro e alla fine... E infatti è l'unico giocatore senza gol all'attivo della nostra squadra. Intanto il Monnezza che para. Gabri Cantio. Vuole mantenere il suo ruolo da portiere e non essere mandato via dalla squadra? Punto di domanda. Punto di domanda. Intanto vediamo qua, ripartenza, Cisi sulla fascia, parte, sgasa, schiena inarcata. Pera, vabbè. Ma di prima così, con l'esterno. Esterno destro di prima. Ma- E qua Alessandro Sordi non ci ha potuto fare niente, ma... Posso- L'ha preso sul tempo, che giocata però del Pera. Me lo conceda, il migliore di Carlos Bacca. Cioè, Ah, sì. no, un tocco proprio così da Bacca. Da Bacca, Da in area di Bacca. rigore, vede la palla, pam, dentro. Anzi, possiamo dire Carlos. Sì. Da Carlos. Da Carlos. Intanto Tio perde un'altra palla velenosa, contropiede, occhio, sulla fascia, dentro. Bravo, bene Piazza comunque rimedia. Il Gabri Monnezza. Adesso vediamo. Intanto Davide che cade, che scivola. Davide stava... ha perso qualcosa per terra, ha detto aspetta che lo raccolgo. Il Nike, la tira alta. Intanto vediamo Cisi in panca, Addolorato? col ghiaccio sulla destra. Forse le troppe critiche fondate da fuori. Però adesso lasciamo lo spazio alle parole del mister. No, sì, sono entrato già che ero già in deficit. Stupido. Gli errori in costruzione dipendono anche dai movimenti dei compagni. Siamo tanto carenti oggi, dobbiamo alzare il livello da questo punto di vista. Ok, ed eccoci qua. Dopo le parole del mister che ha delle richieste ben precise, vediamo se i nostri ragazzi le ascolteranno. Sì, le eseguiranno alla perfezione, sono sicuro. Intanto posso dire che stanno giocando molto bene con l'attaccante, con Nike, cercando sempre di trovarlo. Intanto mamma mia, doppio tacco. Ma che è? Gioca bonito? Gioca bonito. Direttamente da Rio de Janeiro. Intanto il Pera prova fuori. Comunque cerchiamo molto spesso il Nike che dà ottimi appoggi sugli inserimenti. Ottima partita da parte nostra sotto questo aspetto. Poi Cisi intanto si è parecchio incazzato con l'avversario. Oh, Le ha proprio detto non toccarmi così. Cisi ragazzi, tanto forte quanto un po' permalosino forse ogni tanto. Intanto vediamo il Nike, si gira in un fazzoletto. R1 cerchio, fuori. Classico. Possiamo soprannominare il Nike R1 cerchio ormai? Sì. Intanto vediamo. Palla lunga. Deppi. Tanto brutto quanto efficace. Intanto Cisi, schiena inarcata, sulla fascia. Finta contro finta. Va lungo. Atterrato. Il gesto dell'aeroplanino Montella. Vincenzino. Cosa succede? Era fallo?
Beh, sì. Beh, mi permetto di aggiungere che almeno uno di questi era fallo. Almeno uno. No? Sì, era fallo. Però visto che l'arbitro ha visto che era Cisiola, ha detto vabbè, col cazzo Fatto che glielo bene, do. Col cazzo che glielo do. Mamma mia, ma cosa fa? Cosa fa Cisi? È Partito, palla lunga. Ho sbagliato la palla, ma... Chiede scusa. Incita la pace. Grande Tioz qua, grande intervento. Si vuole recuperare dal pallone. Perché sta facendo il mister? No, ma voglio capire il perché. Perché la rimessa era nostra? Perché lui voleva la rimessa per noi? È un grande il mister. Vabbè, è un grande. Un altro livello il mister. Un altro livello, impressionante. Qua intanto errore. E però recupera tu. Sempre Deppi. Palla Gran dentro. palla qua del Tioz. Appoggio. Mamma mia, in extremis, tronco che lo salva in extremis. Vediamo intanto, Deppi di nuovo, punta, 1-2. Mancava il tocco. Il tocco finale. Esatto. Ma era un pelo lunga la palla, se l'hai Sì. visto. Però ottima azione. Sempre Deppi a mordere, sempre Deppi a mordere. Un Sempre, Rottweiler. anche Pera, attenzione, Pera. Se l'è preso. Bravo. Zidane, cosa ci lamentiamo? esperienza, Cosa ci lamentiamo, da Zidane? parte- Vediamo intanto. Solo si gira? No. Giro palla, tranquillità, serenità, Cisiola. Ci è partito. Partito, è marcato quella schiena. Nike. Mamma Sempre mia. Alessandro Sordi. Ottimo portiere. Gran ha portiere. fatto belle Gran parate. portiere, ragazzi. Anche Qua sempre Nike! Mamma mia, ma in mezzo secondo, stop di destro, tiro di sinistro, non si capito un cazzo. Che forte. Vediamo qua, intanto la schiena del Tioz, Brock Lesnar. Mamma mia, ma Nike qua sempre stop e sul fazzoletto punta di prima. Che Ma- giocatore. Ma in mezzo secondo. No, ma veramente, cioè, certe cose noi non le notiamo anche in campo, ma vederle così ti fa proprio capire la qualità, la Sì, qualità. sì. Intanto vediamo. anche la bravura. Vediamo l'Exodia che butta dentro. Mamma Che parata mia, che col parata. piede. Ancora dentro? Mamma mia. Sempre Ale Deppi. Deppi, vede delle castagne sul fuoco. Le butta via. Sì. Pulizia. Mamma mia. Intanto palla dentro. Ribattiamo su. Il calcio che ci piace. Che stop di Nike. Mamma mia. No. Mi sa che comunque Nike Meriterebbe il gol però. Nike all'attivo in questo campionato avrà tipo 7-8 traverse. Forse anche di più. Tanto il Tio se la prova. Madonna. Mamma mia. Sembrava dentro. E poi mi dice bravo. Te lo Gran inse- tiro. te l'ho insegnato io. Da Pomi poi che gli dice che gli è proprio lì. No. Sempre peggio. Cara mamma. Mamma mia. Qua veramente ci tiene comunque Cisi ad essere preso da SpaceX. Ribadiamo. Intanto Cisi Recupera riprende. palla. Treno Cisi partito. Brum. Murato. Palla dentro. Nike. No! Ma che coordinazione! Ma Zidane contro il Bayer Leverkusen. Pam. Mamma mia! Ma allargare seconda i bracci. traversa poi. Sì. Giocatore il Nike non ci sta. Incazzato, sì. Il Nike non ci sta. Intanto ripartenza dell'Exodia. L'attaccante fa perno. Fallo. Vediamo qua, punizione. Può essere un pericolo. Chi l'ha parata? Mi sa Deppi, Sempre Ale Deppi. Ale fa le castagne, sempre. Cioè, ossigeno al cervello, cioè zero. Mi sa che l'ossigeno al cervello non c'era proprio. Davide, tu per tu. No, rosso. Questo è rosso, qua, no? Qua mi sa rosso. È rosso, Cos'è? No, giallo. È giallo? Giallo. Mm. Ne avrei da fare, vabbè, dai. Mancano 2 minuti. Hai sentito il like che fa al mister? Dopo parliamo. Incazzatissimo l'ha fatto da lui. Vediamo qua Davide. Nike. Ancora. Madonna. Ma che giocatore. Oh, ma si è tutto invertebrato. Sembrava una tarantola. Cos'era? Cioè lui ha fiutato quel gol come un aquila. No, lo voleva quel gol.
Ma lo meritava. Lo 2 meritava. traverse, la punizione che non le hanno dato. Lo meritava. E dopo lo toglie il mister. Il tuo l'hai fatto. Tanto vediamo qua. Incazzato Davide. Ma cosa sto vedendo? Vediamo. Sempre Davide! Madonna! Ma quanto Esulta, l'hai visto? esulta! L'hai visto? Che garra sto Che uomo. forte però. Mamma mia, no, veramente, mi fa impazzire. Intanto vediamo Cisiola, da solo contro 5 Mamma e fa gol. mia. Fa gol. Sì. Così. E vabbè ragazzi, 52esimo, ultima azione, prende palla, scarta 2, tira, fa gol. e siamo Primo a palo. 5-1. E mi sa che finirà così. E mi sa che finirà così ormai, perché il tempo non ce n'è più di tanto, No, ma finisce 5. Sì. Sì, 5-1 dovrebbe finire. Comunque, tanto vediamo le ultime azioni della partita con Exodia che prova l'arrembaggio finale. Vediamo, ottima difesa, spazzata. Ale Deppi. Sempre lui. Sempre lui. Ale Deppi. Un nome, un cognome. Una sicurezza. Offro la birra al papà, venite. Papà? Sì. Ho vinto un'altra birra oggi. Scarso come che ti sei. Io can. Sono molto contento di questo girone d'andata. Penso che meglio di così era impossibile fare. È vero, abbiamo perso una partita, però penso che sia stata fondamentale per alzare il livello poi. Però di non pensare che sia finita qua. Cioè, qua non abbiamo fatto un cazzo, come diciamo ogni anno. Cosa dire se non Forza Midnight, Forza Midnight! Midnight! E anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra entusiasmante avventura. Un'altra partita, un'altra vittoria. Siamo, correggimi se sbaglio, a 8 win di fila in campionato? Siamo a 8 win di fila in campionato e ne devono arrivare tante altre. Speriamo, Forza e speriamo. 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 No, comunque anche oggi ottima partita da parte dei ragazzi. E vedremo cosa succederà nella prossima, o no? Non spoileriamo niente. In ogni caso ragazzi vi ringraziamo ancora per il teleseguimento e vi salutiamo ancora. Un abbraccio dal vostro Midnight, da Andrea Novak E Gianluca Formaggio. Amore per calcio, semplicità.